In 10 anni perse in Veneto più di 36.000 aziende agricole. A dirle il censimento Istat dell'agricoltura. Nel decennio tra il 2010 e il 2020 gli iscritti alle Camere di Commercio venete sono passati da quasi 120.000 a 83.000, un dato che però può essere letto in chiave ottimistica. Se lo leggiamo così di primo acchito sembrerebbe che ci sia stata un'inversione di tendenza, cioè siamo in una fase di regressione. In realtà abbiamo visto che queste 30.000 aziende che si sono perse negli ultimi 10 anni sono poi accorpamenti fondiari, sono miglioramenti poderali che sono andati a vantaggio di aziende che oggi attraverso la tecnologia, l'innovazione tecnologica, gli investimenti, la ricerca, ma soprattutto anche attraverso la formazione e quindi una migliore scolarizzazione riescono a stare meglio sul mercato. Gli agricoltori veneti sono quindi meglio formati, i laureati sono passati dal 6% del 2010 al 9,7% del 2020. La modernizzazione quindi procede grazie anche ai fondi europei dati alle aziende più innovative. Non bisogna mollare e alle istituzioni dobbiamo chiedere un maggior coinvolgimento, un'attenzione particolare, un settore che, viste anche le problematiche che ci ha consegnato il Covid e la guerra in Ucraina, diventerà sempre più strategico per la sopravvivenza sociale e la sostenibilità economica e ambientale del nostro Paese. L'associazione di categoria ricorda che il settore primario è fondamentale per affrontare le sfide future. Il sistema agroindustriale, quindi agricoltura e trasformazione, è un asset logistico e produttivo importante per il nostro Paese. Bisogna investire, siamo in un momento in cui, ad esempio, se pensiamo ai nostri territori di difficoltà, di cambiamenti climatici che ci portano spesso a minor produzione e spesso impatti devastanti su quelle che sono le redditività delle nostre aziende, bisogna assolutamente mettere in piedi la scienza, la tecnologia, le TEA, queste nuove tecniche agronomiche, gli accompagnamenti assicurativi per permettere alle nostre imprese di affrontare e di fargli fare anche quel salto di qualità professionale che spesso in alcuni ambiti non è sviluppato in maniera importante.